È stata riaperta stamattina al traffico, momentaneamente a senso unico alternato, la strada che da Favara porta verso Aragona, la zona industriale, l'ospedale San Giovanni di Dio di Contrada Consolida e viceversa. Sono stati alcuni giorni di disagio per gli automobilisti, dovuti ai lavori in corso all'altezza della rotatoria sottostante il viadotto della statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Lavori che sono iniziati all'inizio della settimana scorsa e la cui conclusione, con la restituzione della tratta con doppio senso di marcia, ci comunicano in maniera ufficiosa, è prevista probabilmente entro questa sera, al massimo entro domani mattina. Per i favaresi non sarà più necessario dunque imboccare lo svincolo per Contrada Pioppo e percorrere la statale 640, oppure, venendo da Aragona, andare verso Caltanissetta e svoltare per Contrada Scintillija. La via più breve è stata riaperta, con qualche miglioria al manto stradale. Ma se il collegamento tra Favara e Aragona è o sta per essere ripristinato del tutto, la stessa sorte non riguarda il viadotto Petrusa sovrastante sempre la 640, l'importante arteria di collegamento tra Favara e Agrigento, che ricordiamo essere chiusa dallo scorso novembre e parzialmente demolita. Ciò sta causando notevoli disagi non solo alla cittadinanza e ai residenti della zona, ma anche alle forze dell'ordine della vicina casa circondariale Petrusa.